Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati con il nostro TG, ma partiamo dai titoli. Tolto il blocco in serata nel porto di Gioia Tauro, dove i lavoratori hanno ripreso l'attività operativa dopo le rassicurazioni del capo divisione cargo di MSC, 140 i milioni previsti per ammodernare il parco mezzi. Un incidente che si è verificato nel pomeriggio sulla SS 280 nel Catanzarese ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato, ferito in modo lieve il conducente del mezzo, disagi alla circolazione. La direzione sanitaria dell'Annunziata di Cosenza ricostruisce gli ultimi istanti di vita dell'82enne morto dopo essere stato trasferito da una struttura privata al pronto soccorso. Intanto proseguono le indagini della Procura di Cosenza. Senza stipendio da 3 mesi, esplode la rabbia dei forestali sit-in a Vibo. Protestano i lavoratori impegnati nei cantieri della metropolitana di Catanzaro per denunciare la mancata sottoscrizione della concertazione preventiva da parte della ditta aggiudicataria dell'opera, atto propedeutico all'avvio del cantiere. Ore difficili per la giunta Oliverio, l'affondo del consigliere regionale Carlo Guccione, l'esperienza di governo è arrivata al capolinea. Buonasera e ben ritrovati con questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, c'è in apertura una buona notizia che riguarda il porto di Gioia Tauro, in particolare i lavoratori dell'infrastruttura, perché è stato tolto il blocco in serata e ripresa l'attività operativa dopo le rassicurazioni del capo divisione cargo di MSC Maccarini, che ha incontrato una rappresentanza dei portuali, 140 milioni previsti per ammodernare il parco mezzi del terminal. È ripresa con l'inizio del quarto turno di lavoro, e cioè poco dopo le 19, l'attività operativa nel porto di Gioia Tauro. I lavoratori hanno deciso di levare il blocco attuato dal 13 febbraio scorso, a conclusione di un lungo incontro che una loro rappresentanza ha avuto con il capo della divisione cargo di MSC, Paolo Maccarini, giunto a Gioia Tauro per confrontarsi con i portuali sugli impegni che la linea che fa capo all'imprenditore italo-svizzero Gianluigi Aponte assumerà nello scalo calabrese. Maccarini, a colloquio con i rappresentanti dei lavoratori, ha parlato di un investimento pari a 140 milioni di euro per ammodernare il parco mezzi del terminal portuale, vero tallone d'Achille del porto che ha provocato nel tempo la caduta della produttività dello scalo. Siamo pronti a fare investimenti, avrebbe rassicurato il capo della divisione cargo di MSC, e siamo convinti che in questo modo possono crearsi le condizioni di stabilità occupazionale per tutti i lavoratori del porto. Siamo pronti a portare i volumi necessari per il rilancio dell'infrastruttura. Parole che hanno convinto i lavoratori, tant'è che l'attività è tornata alla normalità. Adesso vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Facciamo un piccolo passo indietro, perché proprio il ministro Toninelli ha twittato questa mattina rassicurando sull'impegno del Dicastero. L'attenzione resta alta, ci si aspetta il rispetto delle promesse e la sospensione della procedura di licenziamento. Il porto di Gioia Tauro è un'infrastruttura fondamentale per la Calabria e per tutto il paese. Le ansie dei lavoratori sono giustificate. Twitta così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, che aggiunge: il mio ministero ha come missione fondamentale il suo rilancio e farà di tutto affinché il concessionario mantenga gli impegni presi. Un cinguettio rassicurante nel silenzio che è seguito al tavolo tecnico di martedì. L'assenza di MCT dalla riunione in Ministero ha lasciato nell'incertezza i lavoratori e offuscato anche le promesse di rilancio messe nero su bianco da MSC, ossia la disponibilità di 130 milioni per l'ammodernamento dei mezzi di banchina e del piazzale, con l'obiettivo di arrivare a 4 milioni di TIU entro 2 anni, superando il record di traffico stabilito nelle migliori annate dello scalo portuale calabrese. Il ministro Toninelli ribadisce i concetti espressi subito dopo la riunione. Il fare di tutto, che si legge nel tweet, è
e un nuovo monito a MCT. Bisogna sospendere la procedura di licenziamento collettivo entro 60 giorni e permettere il rilancio del porto, altrimenti si valuterà l'ipotesi di ritiro della concessione. I lavoratori seguono la vicenda pieni di amarezza e guardandosi bene dall'illudersi che tutto sia risolto. Ne hanno viste tante e hanno perso fiducia. Stare con l'ansia di non sapere la certezza di un domani, non sapere se si continuerà a lavorare o torno a casa, così a livello psicologico è uno stress non indifferente che poi può portare anche ad ammalarsi, parliamoci chiaro, perché il lavoro è quello che, come si dice, nobilita l'uomo, no? Si suol dire in questo modo. Quindi se c'è l'impegno da parte di tutti, perché non voglio dire che solo l'azienda si deve impegnare, ma anche gli operai stanno facendo la loro parte, non dimentichiamoci che se non ci sono gli operai non c'è neanche l'azienda, quindi il porto è nostro più che loro. In ogni caso ci vuole l'impegno non solo nel parlare e dire c'è crisi, licenziamo, ma anche nel parlare e dire c'è crisi ma cerchiamo lavoro altrove, cerchiamo di trovare altre aziende che siano disponibili a investire sul territorio, facciamo un interporto, inventiamo qualcosa, non abbandoniamo il territorio come così. Oggi come oggi qua si guardi intorno, non c'è niente, c'è il totale abbandono delle istituzioni, mi dispiace dirlo, mi dispiace dire della politica, delle aziende, di tutti, perché c'è sempre qualcuno che pensa che ci sia qualcun altro che possa fare il mio lavoro. Lasciamo solo per il momento la pagina del lavoro, parliamo di cronaca perché c'è stato un incidente, nel pomeriggio si è verificato sulla strada statale 208 nel Catanzarese, ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato per cause in corso di accertamento, ferito in modo lieve il conducente, disagi alla circolazione. Eccolo il tir che trasportava rifiuti e materiale in plastica che si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi all'imbocco della strada statale 280, svincolo di Germaneto, direzione Lamezia nel Catanzarese. L'incidente si è verificato per cause in corso di accertamento ed il mezzo pesante si è posizionato su una fiancata. Il conducente, unico passeggero a bordo del tir, è rimasto ferito in modo lieve, ma grazie al tempestivo arrivo dei soccorsi allertati dagli automobilisti in transito lungo l'arteria è stato soccorso immediatamente dai sanitari del SUAM 118 e trasferito presso la struttura ospedaliera cittadina per ulteriori controlli. Sul posto sono intervenute la squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale per la messa in sicurezza del mezzo, una pattuglia della Polizia Stradale, personale dell'ANAS e la Polizia Locale. Disagi sono stati provocati alla viabilità e alla circolazione lungo il tratto interessato dall'incidente, visto che è stato necessario anche l'intervento di un'autogru dei Vigili del Fuoco proveniente da Vibo per riposizionare il mezzo pesante, recuperarlo, oltre a ripulire l'asfalto dai detriti. Ci sono volute alcune ore per effettuare le operazioni di pulizia affinché la circolazione tornasse alla normalità. Saranno i rilievi effettuati dagli agenti a stabilire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Ed ora torniamo ad occuparci sul presunto caso di malasanità che si è verificato a Cosenza. Un 82enne è morto e dopo la denuncia dei familiari è stata avviata un'inchiesta dalla procura. Intanto l'ospedale dell'Annunziata, dove il paziente è giunto da una struttura privata, si difende e dice: abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. La corsa dell'ambulanza al pronto soccorso di Cosenza, gli ultimi drammatici momenti dell'82enne deceduto dopo essere stato trasferito da una struttura privata. Oggi dall'Annunziata spiegano gli interventi effettuati dai sanitari e le condizioni in cui il paziente è arrivato in ospedale. Questo paziente è stato trattato chirurgicamente nel dicembre scorso presso la nostra neurochirurgia. In data 2 gennaio è stato trasferito per la riabilitazione alla Madonna della Catena. Il 19/2, vale a dire avantieri, giunge da Madonna della Catena in pronto soccorso con un'ambulanza del 118 alle ore 13:06, con richiesta di posizionamento di catetere vescicale. Arrivati in pronto soccorso vengono registrati i parametri vitali e il paziente risulta essere dispnoico, con gravi difficoltà respiratorie, per cui gli viene attribuito un codice di gravità rosso, quindi era un paziente in codice rosso.
Dall'esame obiettivo e dagli esami ematochimici si registra un'acidosi metabolica molto grave, uno stato severo, ovvero è un disturbo dell'equilibrio acido-base. Indice di estrema gravità questo, e dall'ecografia poi risulta addirittura che la vescica era vuota, quindi non aveva neanche necessità di inserire il catetere. È stata avviata adeguata terapia e alle ore 16:09, per aggravamento ancora della situazione, il paziente è stato trasferito in rianimazione. Quindi nel pronto soccorso ha fatto tutti gli accertamenti possibili e si è arrivato alla diagnosi definitiva con un paziente che, ripeto, aveva un gravissimo quadro generale. Si parla anche di ferite sul corpo dell'uomo. Qui c'è la magistratura che farà il soccorso e dirà di chi sono le responsabilità. Non tocca a me fare un commento su questa faccenda qui. Io so per certo, perché abbiamo visto le schede di pronto soccorso, gli esami, che quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Resta la denuncia dei familiari che chiedono chiarezza su quanto avvenuto. Intanto, in una nota, le strutture private si difendono e affermano: le nostre cliniche hanno svolto al meglio il proprio lavoro. E questo pomeriggio, a proposito di sanità, l'avvocato Enzo Paolini, presidente della sezione calabrese dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, ha incontrato proprio il commissario e il dipartimento, nel Dipartimento alla Salute della Regione. Abbiamo illustrato la nostra posizione ben chiara all'ufficio del commissario e al Dipartimento Tutela della Salute. Noi vogliamo cogliere l'occasione per dimostrare concretamente nei fatti di poter realizzare ciò che da anni diciamo, e cioè contribuire all'abbattimento delle liste d'attesa e dell'emigrazione sanitaria, al contenimento della spesa, obiettivi che, come è noto, sono peraltro primari nel mandato dei due commissari. Parliamo adesso dei forestali che sono scesi in piazza perché senza stipendio da 3 mesi esplode proprio la rabbia a Vibo Valentia. Dallo scorso dicembre aspettano lo stipendio e adesso, che si profila la fine di febbraio senza emolumenti, i lavoratori forestali gestiti dal Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonesi hanno deciso di mostrare pubblicamente il loro disagio con un pacifico sit-in organizzato presso la sede di Vibo Valentia, d'accordo con le sigle sindacali FLAI CGIL, FAI CISL e Guila Guilla. Abbiamo difficoltà a gestire più lavoratori che, come potete notare, sono qua insieme a noi in delegazione per tentare di capire qual è la problematica legata ai pagamenti della mensilità di dicembre 2018. Stiamo pagando e siamo al 20 di febbraio. Che cosa chiedete? Qua noi stamattina stiamo a rivendicare la mensilità di dicembre degli operai idraulici forestali della provincia di Vibo Valentia, in quanto tutte le altre province hanno già pagato i propri dipendenti. Nelle settimane scorse abbiamo provato a interloquire con l'ente per capire quali sono le motivazioni per le quali ad oggi questi lavoratori non sono stati retribuiti. Purtroppo c'è un rimpallo di responsabilità tra Consorzi di Bonifica e Regione Calabria, non si capisce adesso la responsabilità da chi dipende. A noi risultano certi dati mentre a loro risultano altri dati, quindi dovremmo verificare dove sta effettivamente questo inghippo. Fatto sta che tutti gli enti, Consorzi di Bonifica, Calabria Verde, hanno pagato puntualmente queste mensilità, tranne questo nostro consorzio. Che non sia una situazione semplice lo conferma anche il presidente del Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonesi, Domenico Piccione, che spiega quale è la reale situazione che al momento blocca i pagamenti. Noi, come altri consorzi, non abbiamo avuto tutto il dovuto per pagare i nostri forestali. Il mese di dicembre non è arrivato, quindi vantiamo un credito relativamente alla contabilità dell'ultimo anno 2018 di 530.000 euro, quelli che sono chiaramente proprio la mensilità di dicembre 2018 per pagare i nostri operai forestali. Quindi se la Regione non ci manda questi fondi non abbiamo dove prendere, perché abbiamo già anticipato in passato diverse quote, diverse somme per pagare i forestali che la Regione ancora non ci ha mandato. Noi vantiamo un credito di 5 milioni di euro da parte della Regione che ancora non si riesce in nessun modo ad erogare, e quindi non abbiamo dove mettere mano per andare a fare anticipazioni con la nostra cassa. E ancora la pagina del lavoro, secondo giorno di protesta degli allevatori e dei pastori crotonesi. Oggi hanno sfilato in corteo per le vie della città. I costi di produzione sono elevati e diventa difficile sostenerli. La protesta, nata dall'esempio fornito dagli allevatori e produttori di latte sardi, è arrivata fino al comune, dove si è tenuto un incontro tra una delegazione di manifestanti e l'amministrazione comunale.
Da piazzale Nettuno a piazza Pitagora, un centinaio di allevatori provenienti da tutta la provincia di Crotone in corteo per dare seguito alla protesta iniziata ieri sulla scia di quella in corso in Sardegna. I pastori crotonesi prendono spunto dai colleghi isolani, ma si dimostrano più parsimoniosi. Il latte versato in strada è in minore quantità di quello sprecato in Sardegna. Pochi litri, un gesto simbolico e poi tanto rumore con i clacson, le trombe, i campanacci e gli slogan, come quello impresso sullo striscione che recita "Ci avete già munto abbastanza". Noi per condurre questa attività non conosciamo domeniche, non conosciamo feste, non conosciamo nulla e affrontiamo tutte le intemperie del caso. Quindi, ma la cosa peggiore è che in un territorio come Crotone, bellissimo, pieno di animali, dove addirittura abbiamo pure la DOP, avere il latte così pagato miseramente, secondo me è uno scandalo. Il riferimento è chiaro, i costi di produzione sono insostenibili e non si riesce più a sopravvivere. Anche gli studenti dell'Istituto Agrario di Cutro hanno partecipato alla protesta, ma non c'è solo il commercio del latte a preoccupare, anche il mercato della carne presenta delle distorsioni che rischiano di mettere in ginocchio gli allevatori del crotonese. In particolare si evidenzia il fenomeno dell'importazione delle carni da altre nazioni. Gli allevatori denunciano gli scarsi controlli e la vendita sotto costo che inquina il mercato italiano. Il corteo, proprio per questo motivo, ha coinvolto nella protesta il titolare di una macelleria che invece fa della qualità il proprio marchio di fabbrica, preferendo la carne calabrese e applicando prezzi in linea con i costi di produzione affrontati dagli allevatori. La manifestazione ha fatto tappa poi davanti al Palazzo di Città, dove una delegazione ha incontrato i rappresentanti istituzionali. Adesso a Catanzaro per la protesta dei lavoratori della metro che denunciano la mancata sottoscrizione della concertazione preventiva da parte dell'azienda aggiudicataria dell'opera, un atto propedeutico all'avvio dei cantieri. I lavoratori della metropolitana di Catanzaro in piazza per denunciare la mancata sottoscrizione del protocollo di concertazione preventiva da parte dell'ATI aggiudicataria dell'opera, un atto propedeutico all'avvio del cantiere. E così anche a Catanzaro, 2 anni dal via libera dato per la realizzazione dell'opera, la metro ancora non parte. A distanza di 2 anni, dopo una serie di richieste d'incontro fatte all'azienda, non capiamo la reticenza dell'azienda Vianini Lavori SPA a non voler firmare questa concertazione preventiva, tra l'altro prevista dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro. Questa mattina una delegazione di dirigenti sindacali di lavoratori è stata ricevuta dai funzionari dell'ufficio di gabinetto della prefettura di Catanzaro. Entro 10 giorni sarà convocato il tavolo di monitoraggio previsto dal protocollo di legalità sottoscritto oltre un anno fa nell'ambito dell'appalto della metro. Sembra che l'impresa che ha avuto l'appalto di questa grande e importante opera pensi solo agli utili, dopodiché la dignità dei lavoratori è stata spesso fin dall'inizio messa sotto scacco. Noi abbiamo chiesto alle istituzioni, alla prefettura di intervenire. La metro è considerata un'opera strategica per la città di Catanzaro e per l'intera Calabria, ma ancora i lavori sono fermi perché la firma da parte dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto ancora non c'è. I lavoratori andranno avanti e annunciano altre forme di protesta. Senza quella firma noi nelle prossime settimane ci adoperemo ad azioni di lotta all'interno di quel cantiere. E adesso vediamo la nostra pagina politica. Si staccano come i petali di una rosa, uno ad uno, e Oliverio assiste al dissolversi di un progetto che aveva immaginato diverso e pieno di opportunità. Sergio, Neri e Scalzo salutano. L'esperienza nel centro-sinistra è chiusa per i tre. Nessuna adesione ad altra formazione per il momento. Sergio definisce fesserie l'approdo nel progetto di Fitto. Si discute con tutti, ma di atti concreti non ce ne sono. L'unica cosa che il consigliere Sergio ripete in queste ore è che c'è tanta delusione per come è andata a finire. Altri petali cadranno? Forse sì, perché da tempo la discussione all'interno del gruppo di maggioranza è ferma, bloccata.
Carlo Guccione, uno di quelli che ha sempre punzecchiato il governo del Presidente, dice che questa esperienza è arrivata al capolinea e che rischia di trascinarsi, stancamente e inutilmente, per i prossimi mesi. I fatti che ho più volte denunciato, dice ancora, mi danno ragione. All'urlo di Guccione si aggiunge la lettera che Orlandino Greco ha scritto al governatore per testimoniare il disastro della sanità calabrese. Greco scrive di aver esaminato il decreto e atteso invano la sua applicazione. Provo grande amarezza nel constatare che è tutto fermo e il sistema continua a condannare i calabresi ad un'assistenza che non ha mai raggiunto i livelli minimi previsti dai LEA. Altra tegola, altra constatazione che non va certo nella direzione della condivisione del lavoro che sta svolgendo l'Iverio. Intanto, un ex consigliere regionale, Giuseppe Graziano, incassa il sostegno del comitato delle 100 associazioni che lo vorrebbero candidato sindaco per Coilano Rossano. Che farà Graziano? Quantomeno valuterà, visto che il movimento che ha fondato il coraggio di cambiare l'Italia necessita di piazzare un po' di bandierine qua e là. Se Graziano ci pensa, Gerace, già sindaco di Corigliano, ha deciso di rimanere fuori dalla competizione. Tiene ancora banco, alimentato dalle polemiche, l'argomento assunzione alla Sorical. Il sindacato insiste, il commissario si difende, mentre Fausto Orsomarso e Alessandro Nicolò, di Fratelli d'Italia, chiedono a Incarnato di riferire in commissione della situazione in cui versa la società. Vorrebbero, in pratica, anche alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, che lo stesso fornisse ai consiglieri un dettagliato report. E allora parliamo adesso di un allarme lanciato dal procuratore di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, che lamenta la carenza di organico negli uffici della procura che dirige. La carenza di organico nelle procure calabresi è un problema ormai noto alle nostre latitudini, specie in un territorio ad alta incidenza criminale. A sottolinearlo il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Curcio, a margine della conferenza stampa che ha ricostruito le dinamiche di due gruppi criminali dediti a furti e rapine sul territorio. Curcio non le manda di certo a dire e sottolinea il fatto che, se si è deciso di mantenere a Lamezia gli uffici giudiziari, devono essere mantenuti in un certo modo. Noi abbiamo allo Stato una carenza di organico pari al 50% che sarà colmata ovviamente con l'arrivo dei nuovi magistrati ad aprile. Nelle more dobbiamo ringraziare la sensibilità istituzionale del Procuratore Generale della Repubblica che ci ha consentito di avere un'applicazione endodistrettuale di un magistrato della Procura di Cosenza, il Consiglio Superiore della Magistratura, che ci ha consentito di andare avanti con un'applicazione anche extradistrettuale di un collega della Procura Generale di Reggio Calabria. Cambiamo ancora argomento, c'è un progetto da realizzare in Calabria, un centro di ricerca sulla sindrome da sensibilità chimica multipla, malattia invalidante riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ma non dal Sistema Sanitario Nazionale. Un progetto portato avanti dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Silvia Vono. La sensibilità chimica multipla è una malattia che pochi conoscono, è un disturbo cronico reattivo all'esposizione a sostanze chimiche a livelli inferiori rispetto a quelli generalmente tollerati da altri individui, una malattia che si caratterizza per una serie di sintomi differenti che possono colpire ogni organo. Quelli più frequenti ed altamente lesivi della qualità della vita del paziente fino all'invalidità sono di tipo allergico come difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, ipersensibilità agli odori e manifestazioni talvolta anche gravi a livello neurologico. Con il tempo, soprattutto se l'esposizione alla sostanza continua, la malattia produce nell'organismo effetti irreversibili e può portare addirittura allo sviluppo del cancro e di malattie autoimmuni e ictus. La malattia è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ma non dal Sistema Sanitario Nazionale. Adesso c'è un progetto portato avanti dalla senatrice dei 5 Stelle Silvia Vono per realizzare in Calabria un centro di ricerca, sperimentazione e cura a livello nazionale. Il progetto di creare un centro di riferimento per l'assistenza ai pazienti di malattie multifattoriali, nonché ai pazienti affetti da sindrome di sensibilità chimica multipla, già istituito con decreto commissariale presso il centro universitario ospedaliero di Materdomini di Catanzaro, continua. È grande il mio impegno, costante e determinato su questo, e sono convinta che il polo universitario di Materdomini possa
possa diventare un centro eccellente di ricerca e di accoglienza per questo tipo di malattie. Ce la faremo sicuramente con la professionalità di tutti gli operatori sanitari e con la qualità della formazione ottima universitaria calabrese. Adesso la nostra rubrica 100 secondi di cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha inflitto 2 ergastoli e condanne a 30 e 11 anni a conclusione del processo per l'omicidio di Giuseppe Matina avvenuto il 20 febbraio del 2012 nel giardino dell'abitazione della vittima, un omicidio che si inquadra nella faida fra il clan Patania di Stefanaconi, del quale sono accusati di far parte i 4 condannati, e il gruppo dei Piscopisani, di cui era esponente la vittima, pur avendo legami parentali con i primi. I giudici hanno confermato anche le assoluzioni per altre 2 persone. Il boss di 'Ndrangheta, Salvatore Barbaro, si è costituito poco prima delle 13 di oggi ai carabinieri del nucleo operativo di Milano. Barbaro, condannato in via definitiva a 9 anni per associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta nel processo Cerberus, aveva annunciato che si sarebbe consegnato agli investigatori che lo stavano cercando. I carabinieri di Delia Nuova hanno arrestato un 20enne già noto alle forze dell'ordine per danneggiamento seguito da incendio. I carabinieri si sono recati nell'abitazione del giovane, dove hanno ritrovato elementi di prova che non hanno più lasciato dubbi sulla sua responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo da anni aveva comportamenti minacciosi nei confronti della vittima e della sua famiglia. L'arrestato avrebbe agito da solo. I carabinieri stanno verificando il suo eventuale coinvolgimento in altri episodi analoghi verificatisi recentemente nella zona. A 6 mesi dalla tragedia in cui morirono 10 persone, 9 escursionisti e una guida travolte da un'onda di pieno del torrente Raganello, la comunità di Civita si è unita in un momento di preghiera e di riflessione. Nella chiesa madre di Santa Maria Assunta del centro italo-albanese si è svolta una veglia di preghiera per le vittime della tragedia del 20 agosto scorso. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di gran parte della comunità civitese. Cambiamo argomento, resterà aperta al pubblico presso la Galleria Le Muse di Cosenza la personale di Nico Zanovello su tela colori ed emozioni, il vissuto di un artista giramondo. Sentimento e malinconia espresse nelle linee e nei colori del maestro Nico Zanovello in mostra con una personale a Cosenza, uno stile contraddistinto da un approccio olistico con il soggetto pittorico che lo porta a riempire la tela di colori. C'è l'eco di tanti viaggi, di culture diverse sulla tela. Quella che vedete si chiama incomunicabilità, 2 persone vicine, realtà distanti, un'opera che non troverete in galleria. La mia arte parte dal tentare di scoprire l'anima delle persone e le proprie emozioni, nelle contraddizioni che appaiono nella nostra esistenza, per cui i miei volti sono consapevoli del contrasto fra felicità e dolore, fra la capacità di evolvere una coscienza che si rende conto di e la fatica di esistere. Adesso vediamo il nostro meteo. Oggi le ultime ore di bel tempo con temperature sopra la media, poi da domani giornata interlocutoria in attesa dell'arrivo per sabato di correnti molto più fredde dai Balcani. Domani nubi sparse sul versante tirrenico ove non si escludono locali piovaschi, poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari generalmente mossi con venti che ruoteranno da nord-nord-ovest. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.